Abbiamo mantenuto la parola, qualcuno andava in giro a dire che non avremmo mai riaperto il punto nascita, invece eccolo qui, tutto nuovo, rinnovato, una squadra d'eccezione, 566 parti l'anno scorso e quest'anno vogliamo incrementare, la struttura è nuova, c'è voglia di fare, quindi un invito anche a tutte le mamme di scegliere Vittorio Veneto. Scegliere la nostra regione perché i dati nazionali dicono che siamo i migliori d'Italia, sono dati ufficiali e lo siamo sul fronte dei punti nascita, ma lo siamo sul fronte di moltissime cure di malattie, addirittura eccellendo ad esempio sul fronte dei trapianti o di malattie particolari. Penso che i veneti debbano sempre valutare l'opportunità dell'offerta sanitaria che offriamo, senza farsi magari incantare da qualcuno che va spesso in TV e poco in ospedale. Gli ambienti andavano riammodernati, andavano resi agibili per le donne, anche diceva giustamente il Presidente della Regione, il dottor Zaia, è importante che questo ospedale sia anche attrattivo e quindi servono anche gli ambienti. Oggi abbiamo un elemento in più per dire alle donne venite a partorire a Vittorio Veneto, perché abbiamo degli ambienti confortevoli.